Amici di FVG Sport Channel e sportivi del Friuli Venezia Giulia, ben ritrovati a CONI TG, il nostro magazine settimanale dedicato a tutta l'attività sportiva che si svolge nella nostra regione sotto l'egida del comitato del CONI del Friuli Venezia Giulia. Questa settimana, come al solito, agenda ricchissima di appuntamenti, di eventi nazionali e internazionali. Uno di questi è già cominciato perché parliamo di ciclismo della sigla Udace. È stato organizzato in Friuli Venezia Giulia, la partenza è arrivata già ieri a Tavagnacco. Andiamo a seguire il servizio con le interviste al patron Nevio Cipriani e al consigliere regionale Enzo Martinez. Che è veramente un patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Villa Moretti, per presentare il 41esimo Giro del Friuli Venezia Giulia. È stata una presentazione veramente alla grande, con tante presenze, e questo inorgoglisce di essere veramente qua e fare ancora andare avanti col giro. Io non so cosa dire adesso perché mi è un po' difficile dire. Abbiamo fatto il giro 3 tappe per finire, comunque cerchiamo di andare avanti per l'anno prossimo. Tra le tante cose che stiamo facendo c'è in cantiere anche di affrontare la nuova legge sullo sport. Sarà una grande occasione di confronto per il territorio, perché ormai i soldi, sappiamo, sono sempre meno, e quindi è bene fissare nuove regole che tengano conto di tutto e ovviamente anche dello sport amatoriale quando è così robusto ed è capace di organizzarsi come succede in questa occasione. Allo stadio con i campioni è la iniziativa che, promossa dalla nuova atletica del Friuli del presidente Dannisi, ha dato l'opportunità ai ragazzi dei centri estivi di Lignano Sabbiadoro, agli studenti delle scuole elementari e medie che stanno passando le vacanze nella località balneare friulana, di conoscere i grandi atleti della nazionale di atletica leggera della Giamaica. Si stanno allenando proprio nella pista di atletica dello stadio Tegil, Nesta Carter e compagni, e lunedì scorso i ragazzi del Friuli Venezia Giulia e delle regioni contermini hanno avuto l'opportunità di allenarsi con loro e di passare con gli atleti una mezz'ora con domande, con curiosità, con fotografie e autografi. Noi eravamo a Lignano Sabbiadoro, abbiamo sentito e intervistato il vicepresidente della nuova atletica del Friuli Legovic e l'assessore allo sport, nonché vice sindaco di Lignano Sabbiadoro, Vico Meroi. È ormai una tradizione che da parecchi anni abbiamo istituito un rapporto di collaborazione con i ragazzi del centro estivo che soggiornano qua a Lignano, per cui l'opportunità di incontrare gli atleti olimpici e anche non olimpici che si allenano qua a Lignano con queste giovani promesse che un domani potrebbero seguire le orme di questi campioni è un'opportunità che noi diamo in termini di esperienza e anche di appagamento, perché vedere questi atleti che con semplicità incontrano i ragazzi credo che sia un'esperienza positiva. Indubbiamente le loro doti, le performance diciamo, come prestazioni sono legate prevalentemente all'allenamento, però hanno delle doti fisiche non comuni. Effettivamente madre natura li ha dotati di una muscolazione non diciamo normale, nel senso che guardando i velocisti hanno una preparazione muscolare, però anche fisicamente hanno la muscolatura molto diversa da quella che è l'atleta normale, diciamo, che noi conosciamo come italiano. Ecco, se prendiamo un Asafa Powell, 1,84 m, con una potenza fisica, oppure Nick Carter, però dobbiamo dire che effettivamente sono fortunati di avere una preparazione con il loro preparatore tecnico Francis,
e poi giustamente ribadisco che sono dotati muscolarmente in maniera eccezionale. Allora, noi siamo nati all'origine, facevamo attività anche giovanile, poi abbiamo ridimensionato l'attività ritagliandosi l'attività master prevalentemente per atleti che hanno ripreso l'attività dopo una certa età, per cui noi nell'ambito regionale favoriamo l'incontro fra questi anziani che vogliono riprendere l'attività sportiva a livello amatoriale. Abbiamo una squadra dove ci sono delle eccellenze, abbiamo la Brunella del Giudice, la Flaibani, che sono quotate a livello europeo come primatiste europee, e poi abbiamo la squadra che a livello nazionale ha delle eccellenze fra saltatori, pesisti, velocisti, quindi è una bella squadra. Beh, l'obiettivo è quello non solo di confermarli e di averli ancora per molto tempo possibile, cittadina onoraria, direi tutto il gruppo, perché praticamente ogni anno crescono. Magari uno potrebbe pensare che noi ci fossilizziamo solo sui campioni medagliati, invece la forza di questo gruppo, del suo allenatore e dell'ambiente che si è creato è proprio quello di far crescere i giovani, che sono il maggiore investimento per il futuro. Ed è per quello che abbiamo ideato assieme alla Nuova Atletica questa giornata di promozione dello sport, soprattutto tra i giovani, perché alla base di tutto c'è l'educazione sportiva. E detto questo, ci auguriamo come obiettivo soprattutto di poter investire sui nostri impianti, come è stato fatto in maniera lungimirante fino adesso, sia dalla Regione ma anche dal Comune e le amministrazioni che ci hanno preceduto, per dare un luogo adatto a questi livelli. Siamo sul tetto del mondo, abbiamo un buon impianto, possiamo migliorarlo, e questo è questo che ci aspettiamo, insomma, da parte di tutti, perché è un investimento su Lignano, un investimento su tutta la regione. La volontà è quella di rinnovare la pista, che è quasi a scadenza di omologazione, ha bisogno chiaramente di essere ringiovanita, per cui ci siamo già attivati per poter rinnovare, ma lasciamo passare le frecce tricolori, che sono altri nostri compagni di viaggio. Sì, perché usano Lignano come campo d'allenamento, oltre a venire a fare l'Irish Show. Naturalmente siamo il suo bacino preferito, d'altronde questa località alla regione secondo me dà una buona vetrina in generale. E tornando a parlare della pista, sicuramente rinnovare le corsie è un pretesto fondamentale per garantirci almeno altri 10 anni di squadre giamaicane che si allena qua. Che ripeto, quando la campionessa olimpica, 2 volte campionessa olimpica, in diretta a tutte le reti mondiali, dice che la sua prossima casa deve essere Lignano Sabbiadoro in Italia, penso che valga più di qualsiasi spot comprato. Secondo me ci paghiamo già la pista se andiamo a comprare uno spot del genere su Sky. Da sempre la pallavolo è uno degli sport più importanti. Il pallavolo femminile è in assoluto lo sport in rosa più frequentato, più praticato e più seguito dalle italiane, dai tifosi italiani, e nel 2014 l'appuntamento clou del volley è certamente il mondiale, che si svolge nella nostra regione anche a Trieste, con due gironi che catalizzeranno l'attenzione di tutti gli appassionati sportivi al Pala Rubini di Trieste a settembre. In vista dell'iniziativa siamo andati a Trieste a sentire dalla viva voce del promotore del mondiale di volley a Trieste, Francesco Cipolla, come sta proseguendo la macchina organizzativa e quali siano le novità dell'ultima ora in vista di un mondiale 2014 che si preannuncia già super spettacolare. È un evento di rilevanza mondiale, l'aver organizzato in Italia i campionati del mondo di pallavolo femminile 2014, ed è un evento di particolare importanza per la nostra regione, che Trieste ospiterà ben 2 gironi della fase iniziale. A questo mondiale praticamente partecipano tutte le più forti squadre attualmente al mondo. Trieste avrà la fortuna di ospitare durante la prima fase la squadra che da anni ormai è indubbiamente la compagine più forte, e che è la compagine del Brasile. Il primo girone che si svolgerà a Trieste, che partirà il 23 settembre prossimo venturo, vedrà difatti scontrarsi al Pala Trieste, ovvero al Pala Rubini, Brasile, Serbia,
Turchia, Bulgaria, Camerun e Canada. Queste squadre daranno vita a degli incontri che si svolgeranno uno al mattino, uno al tardo pomeriggio e uno alla sera. E alla fine di questa prima fase le prime due andranno direttamente a Verona, la terza e la quarta invece andranno a Bari, mentre la quinta e la sesta verranno eliminate per la fase successiva. Terminata questa prima fase, Trieste avrà la fortuna e anche l'impegno, non indifferente, di ospitare anche la seconda fase. Difatti, per quanto riguarda la seconda fase, verranno a Trieste la prima e la seconda classificate nel girone di Bari, dove senza ombra di dubbio avremo l'opportunità di vedere altre due compagini tra le più forti al mondo, che saranno Cina e Giappone, e la terza e la quarta del girone di Roma, che secondo le previsioni dovrebbe essere la Germania e la Repubblica Dominicana. Terminata questa seconda fase, resteranno ancora a Trieste la terza e la quarta di Bari e la terza e la quarta che si classificheranno nel girone di Trieste. Perciò praticamente a Trieste avremo ben 23 partite a livello mondiale, che sarà un impegno notevole, ma soprattutto un palcoscenico per la nostra regione, dove tutto il mondo conoscerà da vicino la città di Trieste, il Friuli Venezia Giulia e il comitato organizzatore locale. Praticamente coinvolte nell'organizzazione sono praticamente circa una cinquantina le persone che lavorano da quasi 6 mesi. Per quanto riguarda invece il numero finale sul quale dovremo contare a livello di volontari per coprire tutte le strutture operative, dovremmo essere tranquillamente su una cifra che si aggirerà su 200 volontari. Trieste è stata prescelta come sede dei due gironi per due motivi fondamentali. Innanzitutto perché è l'unica città della regione che ha un palasport invidiato a livello europeo e addirittura mondiale. Secondo punto, perché nel 2010, quando abbiamo organizzato un girone dei campionati del mondo maschili, Trieste ha fatto un exploit di pubblico secondo soltanto alle piazze dove giocava la nazionale italiana. Abbiamo riempito il palasport alla massima sua capienza, ovvero circa 7.000 persone presenti. Bisogna assolutamente cercare di rilanciare il movimento pallavolistico regionale, perché non dimentichiamo che nonostante tutti i successi organizzativi, purtroppo la nostra regione non è rappresentata né in Serie A1 né tantomeno in Serie A2. La testimonianza più confortevole è quando abbiamo organizzato il 30 maggio un incontro di World League fra la nazionale italiana e la nazionale dell'Iran. Di nuovo il Palatrieste è andato tutto esaurito, perché abbiamo fatto circa 6.900 presenze. Di conseguenza sul pubblico contiamo molto, su tutto il movimento regionale contiamo molto, sul messaggio turistico che la nostra regione, in particolar modo la città di Trieste, potrà dare sia alle squadre, sia agli addetti ai lavori, sia agli spettatori e ai seguaci che verranno sicuramente a fare il tifo per le proprie nazionali. Per quanto riguarda l'aiuto, indubbiamente le istituzioni pubbliche sono presenti sia finanziariamente e sia soprattutto per quanto riguarda l'assessorato al turismo, ci ha dato e ci sta dando una grande mano per divulgare il messaggio pubblicitario e turistico della nostra regione. Con spot, difatti, nell'ultima fase dei campionati che si sono svolti a Roma, della World League a Roma e a Firenze, negli intervalli l'unico spot pubblicitario che è stato immesso durante gli intervalli era lo spot che riguardava Trieste e la regione Friuli Venezia Giulia. Quando abbiamo saputo già le 6 formazioni, tramite Turismo FVG, tramite Promo Trieste e tramite CONI, abbiamo già contattato le diverse federazioni per un primo cenno di ospitalità, dando la più ampia disponibilità affinché i loro supporter possano
possano essere presenti in loco, dando anche delle offerte collegate all'albergaggio. Difatti ci sono dei ticket che a favore degli ospiti, i quali per 3 notti avranno anche il biglietto gratuito d'ingresso, e di conseguenza è anche questo un messaggio turistico importante. Oggi come oggi il Brasile è la squadra più forte, le antagoniste sulla carta potrebbero essere appunto Cina, Giappone, Stati Uniti ed eventualmente la Russia. Queste dovrebbero giocarsi secondo me le prime piazze, con una percentuale più favorevole verso il Brasile, come si è visto anche nel concentramento di Sassari dell'altro giorno. L'Italia è una squadra tutta da scoprire per un semplice motivo, perché il nuovo allenatore Bonita ha creato un cocktail tra giocatrici mature e giovani che potrebbe dare dei risultati, però io li vedo più proiettati verso il futuro. Comunque mi auguro che l'Italia faccia un percorso positivo e che perlomeno come obiettivo massimo raggiunga le finali che si terranno a Milano a metà ottobre. Noi abbiamo già interessato tramite azione del nostro ufficio stampa tutte le testate sportive dei 6 paesi, delle squadre che verranno a partecipare a Trieste. Abbiamo mandato un messaggio forte e chiaro che siamo disponibilissimi ad accoglierli. Difatti l'ultimo messaggio che ho ricevuto è che dal Camerun verrà anche una delegazione commerciale oltre che sportiva, perciò potrebbe essere anche questo un momento di incontro sportivo, turistico e commerciale per tutta la regione e le aziende che in essa operano. Voglio ricordare una cosa molto importante: la pallavolo femminile in regione decisamente stacca di gran lunga come numero, come qualità e come quantità il discorso dei maschietti, che sono sempre, purtroppo, lo dico purtroppo da vecchio pallavolista, indirizzati verso il calcio e la pallacanestro. Mi auguro che questo sia uno stimolo nuovo, perché la pallavolo resta sempre il terzo sport più diffuso al mondo. È già iniziato anche l'appuntamento principe per l'estate del softball a Azzano Decimo, il torneo Italian Softball Week dal 7 al 10 di agosto. Noi abbiamo partecipato alla presentazione ufficiale dell'evento e, grazie anche a Massimo Radina, ne abbiamo tratto un servizio. Martedì 5 agosto presso il comune di Azzano Decimo è stato presentato tramite una conferenza stampa il torneo Italian Softball Week Interfidicom. Da qualche giorno Azzano Decimo è la capitale del softball mondiale. Sono Australia e Stati Uniti a disputare insieme all'Italia infatti la prima edizione della Interfidicom Italian Softball Week, ultima tappa preparatoria per le 3 formazioni prima del mondiale, in programma dal 15 al 24 agosto ad Haarlem in Olanda. In campo ad Azzano Decimo ci sono ben 10 titoli mondiali, uno firmato Australia nella prima edizione del 65, gli altri 9 dagli Stati Uniti, che per oltre un ventennio hanno dominato la scena iridata conquistando la bellezza di 7 medaglie d'oro consecutive. Un dominio interrotto in Canada dal Giappone, che in finale piegò proprio la nazionale a stelle e strisce. Insomma, sono in campo le squadre migliori del mondo, le migliori nazionali. Un bel test anche per la nazionale italiana di softball, che si è laureata campione d'Europa per ben 9 volte. E allora da stasera le fasi finali, sabato 9 agosto alle 18 USA-Italia e alle 21 Italia-Australia, domenica 10 agosto sempre 18 e 21 semifinale e finale del torneo Interfidicom Italia Softball Week. Anche per questa settimana abbiamo terminato, come al solito in coda alla trasmissione ci sarà l'agenda con tutti gli appuntamenti, gli eventi sportivi organizzati in Friuli Venezia Giulia sotto l'egida del CONI regionale. L'appuntamento è per sabato prossimo, sempre alle 13, sempre ovviamente su FVG Sport Channel e sul sito web www.fvgsportchannel.com con tutte le informazioni, tutte le notizie, tutti i dettagli sui principali avvenimenti sportivi in Friuli Venezia Giulia. Buon Ferragosto, alla prossima!